Nel corso dei nostri controlli abbiamo individuato 26 giovani ragazzi che avevano il possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana e hashish. Militari delle Fiamme Gialle tra i binari della stazione ferroviaria di Treviso che con i cani antidroga hanno intercettato giovanissimi in possesso di stupefacenti. 24 ragazzi provenienti dalle province di Treviso, Belluno, Udine, Pordenone, Vicenza e Venezia e 2 spacciatori di 19 e 21 anni. Si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni che ora saranno convocati dal prefetto e sarà loro intimato di non far più uso di sostanze stupefacenti. Per 2 dei soggetti individuati presso la stazione di Treviso è anche scattata la denuncia penale. 3 i minorenni trovati in possesso di sostanze stupefacenti che sono stati per questo affidati ai genitori, tra loro anche un quindicenne. Monitorare luoghi come la stazione di Treviso è uno dei nostri obiettivi, in quanto ci consente anche di intercettare sostanze immesse anche di recente nel mercato. Tra queste anche il fentanyl, droga letale che dall'America centrale sta pian piano arrivando anche in Europa. Alle operazioni hanno contribuito anche le unità cinofile Escort e Jersey in forza alla Guardia di Finanza di Treviso. L'operazione è cominciata a maggio e intensificata nei periodi di fine e inizio delle scuole, ha come finalità la prevenzione e la repressione dello spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. È importante per i cittadini segnalare al numero di pubblica utilità 117, ovvero rivolgendosi alle altre forze di polizia, la presenza di elementi di anomalia, zone di spaccio nei comuni di competenza.